di sera, sopra Cabianca, si è scatenata una fitta grandinata che per qualche minuto ha imbiancato il suolo, come fosse neve. La grandine in seguito è stata rimpiazzata dalla pioggia che è scesa copiosa a carattere temporalesco in vaste parti del territorio comunale. Ciononostante le strade della frazione, in particolare la Rebosola, erano diventate impraticabili, al punto che è stato necessario l'intervento delle ruspe della città metropolitana, titolare della manutenzione stradale, per rimuovere il ghiaccio dalla carreggiata e consentire il transito veicolare in sicurezza. Ancora stamane, tuttavia, alcune parti del territorio fra Cabianca, Cantarana e Cavarzere risultavano coperte dai residui dell'ingente precipitazione. Dopo 2 settimane di pausa dovute alle festività natalizie e di fine anno, tornerà domani mattina, giovedì 7 gennaio, il tradizionale e atteso mercato settimanale in Corso del Popolo a Chioggia. Gli spazi del Sioba saranno come sempre presidiati dai volontari dell'Associazione per i diritti degli anziani, che sorveglieranno l'adozione delle misure di sicurezza individuali contro il coronavirus. Lo svolgimento dei mercati settimanali e dei farmers market è disciplinato dalle ordinanze regionali e dai regolamenti comunali, che fissano parametri quali i varchi di entrata e di uscita, le dimensioni dei banchi, la vendita solo frontale. A controllare il rispetto delle norme anche la Polizia Locale di Chioggia e la Protezione Civile. Il primo atto ufficiale della campagna elettorale per le prossime elezioni comunali di Chioggia ha avuto luogo questa mattina con l'annuncio di una lista civica che nasce dall'esperienza del comitato No GPL. Nella mail, che spiega in maniera molto astratta il perimetro della questione, la responsabile della comunicazione Giulia Zennaro parla di un patto tra le generazioni per il bene comune, ovvero la città di Chioggia. Nel documento ampio spazio hanno le associazioni, le energie del territorio, vocate a una visione d'insieme necessaria per identificare obiettivi a medio e lungo termine, al fine di disegnare la città nuova, con prospettive di sviluppo necessarie a produrre un cambiamento significativo. Al progetto hanno aderito donne e uomini, giovani e meno giovani, intenti a dedicare il proprio tempo e le proprie competenze, convinti, si legge nella nota, che le questioni importanti, le quali si trascinano da decenni, hanno bisogno di una risposta immediata e libera da condizionamenti. Non manca una nota critica verso le precedenti amministrazioni, probabilmente anche quella attualmente in corso. È necessaria, continua il comunicato, un'inversione di tendenza rispetto agli anni passati. Particolare attenzione, oltre all'economia, viene focalizzata attorno ai giovani, dalla casa al tempo libero, dallo sport alle attività culturali, in una visione green per la difesa della salute e dell'ambiente, come è logico attendersi dai comitati civici. Tra gli esponenti No GPL che hanno già dato la propria adesione vengono segnalati Maria Rosa Bosco Locchio, Monica Santini, Davide Varagnolo e l'ex presidente Roberto Rossi, il quale aveva lasciato l'incarico l'11 dicembre a Mario Gianni, molto probabilmente in vista del nuovo impegno. Al momento non è stato specificato se la lista correrà da sola, se farà alleanze, né il nome scelto per il candidato a sindaco. È tuttavia possibile che le strade della nuova aggregazione convergano con quelle del PD e del Movimento 5 Stelle, i quali, come riportato da Chioggia Azzurra a metà dicembre, sarebbero alle prese con un'ipotesi di alleanza difficile e osteggiata all'interno, e potrebbe essere proprio Roberto Rossi il trade union di questo progetto.
Anche il bilancio della casa di riposo di Sottomarina è in rosso. Come praticamente in tutte le altre strutture consimili in regione, il centro servizi per gli anziani di Viale Tirreno e di Via del Boschetto ha sofferto gli effetti del coronavirus, non solo per quanto riguarda la salute dei pazienti. I mancati ingressi nel centro diurno durante il 2020 hanno portato l'IPAB ad avere 1 milione di euro in meno. Così il consiglio di amministrazione, presieduto da Andrea Giovanni Zennaro, ha chiesto al comune di sollecitare la regione Veneto a intervenire. La criticità della situazione dal punto di vista delle risorse è chiara anche a Barbara Penzo, segretaria e capogruppo del Partito Democratico a Chioggia. La residenza per anziani non può essere lasciata da sola, scrive l'esponente politica in una nota, perché le sue difficoltà sono anche di ordine gestionale e organizzativo. Da troppi mesi sta lottando non solo per difendere i propri ospiti dal contagio del virus, ma anche nel reggere il saldo equilibrio economico necessario al mantenimento degli standard in termini di personale e servizi. L'aumento della retta di 1,5 euro al giorno fa ricadere proprio sulle famiglie degli anziani il peso maggiore. Il dimezzamento delle frequenze del centro diurno e il numero inferiore delle presenze, 160, rispetto ai 175 posti letto, con perdita giornaliera di 103 euro, secondo Barbara Penzo rischia di portare al collasso della struttura, aggiungendo le spese per l'igienizzazione, i dispositivi di protezione e il personale temporaneo in sostituzione degli operatori contagiati dal Covid. A giugno, continua la segretaria del PD, alcuni lavoratori non hanno avuto il contratto rinnovato e altri rischiano tuttora la riduzione oraria per mancanza di fondi, per non parlare degli stessi appalti in corso che andranno rivisti. La realizzazione dei 24 posti ristrutturati al Boschetto potrebbe rivelarsi l'unica strada possibile per ristabilire l'equilibrio economico del centro servizi, ma se ne parlerà solo nel 2022. Medici e personale sono stremati, la casa di riposo, dice Barbara Penzo, rischia il commissariamento. Evidente quindi il bisogno di incamerare risorse immediate. Chiedo dunque al sindaco, conclude l'esponente democratica, di convocare il consiglio di amministrazione dell'IPAB per un'analisi urgente della situazione e di sollecitare la regione a intervenire individuando risorse ulteriori da destinare alla residenza per anziani di Chioggia. Il gruppo regionale del PD ha presentato emendamenti al bilancio veneto in tal senso. Mi rivolgo infine, dice Barbara Penzo, al consigliere di maggioranza a Palazzo Ferrofini, Marco Dolfin, ad accogliere questa istanza nelle sedi decisionali. Una cattedrale nel deserto che potrebbe avere finalmente uno scopo. Si parla del padiglione Acque a Marghera e a sostenerlo il senatore del PD Andrea Ferrazzi, il quale ha commissionato uno studio per valutare la conversione del Pala Expo in un palazzetto dello sport da almeno 5.000 posti. L'ex padiglione Acque, inaugurato in pompa magna nel 2015 quale evento unico collaterale all'Expo di Milano, è stato da subito un flop, snobbato dai visitatori e finito presto nel dimenticatoio, dal quale non è mai uscito. Un buco nell'acque che, secondo l'esponente democratico veneziano, potrebbe oggi risolvere la questione palazzetto per la Reyer, sempre più pressante vista l'inadeguatezza del Taliercio, che ospita le partite in casa della società di basket. Lo studio voluto dal senatore ha concluso che la struttura a ridosso del Parco Scientifico Tecnologico Vega, ora abbandonata e in stato di visibile degrado, può tranquillamente ospitare 5.000 spettatori, tutti perfettamente in grado di vedere il campo di gioco. Togliendo le colonne, con un rinforzo della volta, si può arrivare a 7.000. In pratica l'involucro sarebbe praticamente pronto, la struttura compatibile anche con le richieste della Federazione Italiana Pallacanestro. Rimarrebbero le opere per realizzare campo e tribune. Di tutt'altro avviso il presidente della Reyer, nonché sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che da sempre preme per la realizzazione di un nuovo palazzetto per la sua squadra nell'area dei Pili di sua proprietà, a poche centinaia di metri dal Pala Expo. L'articolo continua nel blog Venezia Moderna.